che ci sia un lavoro mediatico contro Napoli. E secondo me sta cosa è abbastanza chiara, quasi come se fosse una congiura oramai, perché Zacci manca se è più buono un caffè, se non è buono, ma non mi sono dubbio in capo. Cioè, questo mi piace, questo è buono. Io sto fatto un caffè, come sa da fare, come non sa da fare. Come dice a bere. Cioè, io non so voi, sto a cominciare a bere come fa un caffè, si sciacqua, il filtro, la campana si è pulita, si è sporca, ma non mi si o complesso, cioè più che complesso, ora l'orchestra. Citazione. Un buon caffè, indubbiamente. Certo, dobbiamo essere sinceri, che ci sia un lavoro mediatico contro Napoli, e secondo me sta cosa è abbastanza chiara, quasi come se fosse una congiura oramai, perché dove si mangia la migliore parte del mondo e succede a Napoli. A come si dice una cosa buona, in automatico c'è un lavoro dall'altro fronte che ti fa una schifezza agli occhi dell'Italia e del mondo. Ma il problema non solo i media, belli miei, il problema siamo noi napolitani. Perché? Vengo e mi spiego. Perché sto fatto? Fondamentalmente, un napolitano è sempre stato quello che teneva marcia e più, furbizia, cazzimma, no? E un napolitano è una volta. Un napolitano è una volta quello che si ingegnava, quello che cercava di capire come era fa, per imparare una determinata cosa, farla bene e pure migliore che un'altra. E ne portava profitto, ne portava risultato. Oggi ci siamo un poco fermati, oggi ci siamo un poco, come dire, accomodati sul fatto che siamo napolitani, sul fatto che ha sempre fatta così si fa. Non è un pensiero giusto. Si sono 30-40 anni che uno fa una determinata cosa e magari non l'hai fatta bene, sono 30-40 anni che la fai buona. Quindi secondo me sarebbe pure buono un attimo farci di nuovo valere agli occhi di quelli che sono esterni. In che senso? Semplicemente facendo una poca scuola, cercando di capire di più del prodotto, perché secondo me quando si parla di Napoli un attimino uno sa da sciacqua a bocca, come si suol dire. Perché a Napoli mandavano i figli a studiare, Napoli era il centro della cultura, Napoli era il centro del mondo, Napoli era il centro dove i grandi aristocratici, nobili, mandavano i propri figli, perché a Napoli, come si studiava a Napoli, non si studiava in nessun'altra parte del mondo. Se parliamo addirittura di conservatori che abbiamo in Campania. Quindi, e sto parlando di musica, quindi secondo me, per dare un'altra volta all'immagine di Napoli, quella di un napoletano che ci riesce nonostante tutto, ci avessimo un attimo a mettere una volta, un po' tutto quanto a braccetta e capire che per fare una cosa la fa buona è meglio l'altra, perché di sicuro ci riusciamo, eppure bene. Belle mie, quindi secondo me un po' di olio di gomito, una poca rimbegna, una poca ingegna, diceva Viviani, una poca ingegna, con tutto che siamo paese lo dormite, faccio vedere poi Napoli a rovà. Perché secondo me è vero, noi abbiamo una marcia in più, abbiamo tutte le carte in regola, poi ci fa parlare sempre a rete, perché possiamo stare sempre un passo avanti, ma deve tornare un napolitano in una volta. Quindi belli miei, facciamo tornare quello che è Napoli e buona storia. Qui, come sempre, chi più ne sa, più ne mette nei commenti, perché questi vari report che si fanno su Napoli e vota ci possono anche servire per migliorare, e nonostante che veniamo denigrati, a mai sempre annanzi, a testa alta. Un bacione.